A 30 anni dalle stragi di mafia, la giunta esecutiva dell'Associazione Nazionale Magistrati di Palermo, in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento e l'Ente Parco, la Fondazione Pirandello, ha organizzato ieri una giornata della legalità al quale hanno partecipato magistrati, avvocati, altre istituzioni e cittadini. L'evento si è svolto presso il Parco Archeologico della Valle dei Tempii con un convegno organizzato anche con il contributo della Scuola Superiore della Magistratura, formazione decentrata, e quindi la sera uno spettacolo teatrale presso il Tempio di Giunone con protagonista la compagnia teatrale di Gaetano Aronica. Al convegno erano presenti Giuseppe Maria Miceli, magistrato, l'avvocato Vincenzo Gaziano, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, Giovanni Castronovo del Foro di Palermo, Lia Sava, procuratore generale della Corte d'Appello di Palermo, quindi lo scrittore Gaetano Savatteri. È stata indetta oggi, 8 luglio, la giornata della legalità in Agrigento dall'Associazione Nazionale Magistrati Distrettuale, che raccoglie tutti i magistrati del distretto di Corte d'Appello di Palermo, e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento. La giornata della legalità, celebrata ad Agrigento dall'avvocatura e dalla magistratura a 30 anni dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio, segnano un momento molto importante nel quale all'unisono magistrati e avvocati intendono rappresentare insieme, come faccia della stessa medaglia dell'amministrazione della giustizia, come a 30 anni dalle stragi in un territorio così bello di bellezze naturali, paesaggistiche, architettoniche, archeologiche, che è stato ferito ed insanguinato dalla mafia, oggi abbia valore commemorare e ricordare soltanto se la legalità non è più concetto astratto, ma si fa in concreto nell'attività di ciascuno di noi, nell'amministrazione della giustizia, ciascuno per la propria funzione, gli avvocati e i magistrati, quotidianamente. E dunque il significato più vero e autentico è quello di voler rappresentare insieme avvocatura e magistratura l'importanza ogni giorno nelle aule di udienza e anche ovviamente nei confronti della cittadinanza agrigentina, perché oggi la giornata si compone di 2 momenti. Ci sarà un secondo momento al Teatro della Valle dei Tempii con la rappresentazione teatrale di Tano Aronica di Ombre, quindi dunque una avvocatura e una magistratura che si aprono alla cittadinanza e che vogliono commemorare insieme ai cittadini a 30 anni appunto dalle stragi. Lei diceva nella sua relazione tutto parte dal delitto del Bar 2000 di Palma di Montechiaro. Eh sì, ho fatto un breve excursus dei grandi maxi processi che hanno avuto come teatro il Tribunale di Agrigento e come protagonisti gli avvocati illustri agrigentini, Mirabile, Bonfiglio, Grillo, Marino, Russello, Re, tra gli altri, e tantissimi magistrati. Primo sì di questi processi fu il cosiddetto Santa Barbara nel lontano 1986, che ricostruì l'organigramma della mafia agrigentina, e successivamente la strage del Bar 2000 di Palma di Montechiaro, cittadina meravigliosa, la città di Tomasi di Lampedusa, del Gattopardo, insanguinata da tanti fatti di mafia. La volontà di oggi è quella di avvocati e magistrati è di ricordare, soprattutto attraverso la nostra funzione, di applicare concretamente ogni giorno il principio di legalità. Quindi l'intervento di Giovanni Castronovo, che ha spiegato anche le ragioni del perché un uomo diventa di Cosa Nostra a detta dei pentiti. Di questo mondo, guardandolo ovviamente dal lato del giurista, ma anche attraverso valutazioni di natura psicologica, di natura sociologica, perché vivendo a contatto con dei soggetti che quando si inizia a difenderli sono semplicemente indiziati di un delitto e poi solamente con sentenza definitiva scopriremo se effettivamente sono dei mafiosi o restano indiziati e poi estranei fatti, l'approccio di queste persone alla vicenda giudiziaria, al processo e a tutte le situazioni che man mano si vanno dipanando nel corso della tortuosa strada giudiziaria mi hanno
incuriosito a partire da un dato che pongo alla valutazione di questo illustre consesso dinanzi al quale ho l'onore di parlare. Cioè, molto spesso mi sono chiesto, ma quella persona perché diventa mafioso? Perché guardando dall'esterno talvolta si tratta di professionisti, di imprenditori, di impiegati, gente che anche economicamente a livello sociale hanno una posizione, un ruolo, e mi sono chiesto più volte, ma perché fanno i mafiosi? Mi sono dato una spiegazione, non so se sarà condivisa con voi. Questa spiegazione ovviamente viene anche poi avallata da collaboratori di giustizia che hanno dato la loro spiegazione, perché anche illustri magistrati ovviamente hanno posto queste domande. Io sono convinto che si diventa mafiosi in Sicilia per non essere nudo e miscato con niente. E questo la frase che induce la gente a entrare nell'ambito di Cosa Nostra, per essere qualcuno nell'ambito di una porzione territoriale. Questo ovviamente, come dicevo, è un fatto che viene suffragato da racconti di fior di criminali che poi hanno deciso di saltare il fosso e di diventare collaboratori di giustizia, che ci danno testimonianza di questo. In primo luogo Marino Mannoia, killer pluromicida e trafficante di mafia, nel 1989 dinanzi al dottore Scarpinato gli dice chiaramente: sa perché sono diventato uomo mafioso? Perché prima era nudo e miscato con niente, e poi invece dovunque arrivavo le teste si abbassavano, e questo per me non aveva prezzo, valeva molto di più tutti i soldi che avevo guadagnato e che avevo speso. Analoga cosa la riferisce il collaboratore di giustizia Giovanni Ferrante al mafioso. E in ultimo, interessante il contributo sul punto di Cancevi, il quale, essendo collaboratore che ha fatto parte addirittura della commissione di Cosa Nostra, gli si chiede: mi scusi, ma Bernardo Provenzano, in un'età avanzata, che ha accumulato un patrimonio illecito di centinaia di miliardi, invece di scappare all'estero, all'altro capo del mondo, una nuova identità e godersi la vita da nababbo, resta a Palermo correndo il rischio di essere catturato da un momento all'altro e di essere ucciso dai suoi antagonisti di Cosa Nostra? Risponde Cancevi: e chi sarebbe Bernardo Provenzano con i suoi miliardi all'altro capo del mondo? Nudo miscato con niente, avrebbe lavorato una vita per niente.